benvenuti al TG Sicilia. Ecco le principali notizie. Caltanissetta, in 10 cellulari in mano agli investigatori le ultime speranze di trovare le ragioni della morte, finora inspiegabile, di Larimar, trovata impiccata un mese fa a Piazza Armerina. Ancora a Caltanissetta, incredulità e dubbi tra amici e conoscenti dell'uomo arrestato per l'omicidio del fratello 77enne. Oggi il primo interrogatorio. La Regione pronta ad acquistare la casa di Peppino il Passato a Cinisi. Dovrebbe essere messa all'asta per un vecchio debito del fratello del giovane eroe dell'antimafia. Crisi idrica, ispezioni in elicottero degli invasi e delle dighe del presidente Schifani. Malgrado la pioggia, la situazione resta critica e nel pomeriggio a Enna nuova manifestazione del comitato Senz'acqua. Sconti in regione contro il caro voli, istruzioni per l'uso, biglietti al 50% anche per i non residenti in Sicilia, ma le tariffe continuano a crescere. Catania, scambio di auguri tra il prefetto e gli studenti baby sindaci della provincia, un modo per avvicinare i giovani alle istituzioni e trasmettere i valori di legalità e convivenza. A Messina la mostra fotografica Mal d'Africa racconta sofferenze e speranze attraverso i volti dei bambini figli di migranti. L'iniziativa all'ospedale Piemonte fino al 6 gennaio. Calcio, dopo la vittoria contro lo Spezia, il Palermo cerca il bis domani a Carrara. In C, il Catania domenica giocherà a Taranto. Toscana lavora per conquistare i 3 punti. Apriamo eccezionalmente il telegiornale trasferendoci in Vaticano, dove la nostra Adelaide Barbagallo poco fa è stata ricevuta in udienza privata dal Papa, un incontro particolarmente significativo, capirete, per chi fa comunicazione in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo in tutto il mondo. Ecco Adelaide Barbagallo a Piazza San Pietro. È stato un incontro molto cordiale, quello che Papa Francesco ha riservato ai docenti, agli studenti, ai seminaristi dello Studio Teologico San Paolo di Catania, che ha ricevuto in udienza privata. Ha ricordato come tanti laici frequentino anche questo istituto e quante siano le donne aumentate nel tempo. Papa Francesco ha esortato tutti a vivere il territorio, purtroppo segnato, ha detto, da mafia, criminalità e speculazione che impoveriscono il territorio. Ha ricordato le martiri Agata e Lucia, così come Rosario Livatino e Don Pino Puglisi, e poi ha detto ancora: speriamo che i giovani che studiano fuori possano ritornare nel proprio territorio, nelle proprie città. Ma sentiamo l'arcivescovo Luigi Renna, che era assieme ad altri vescovi della Sicilia orientale in questa udienza privata con Papa Francesco. Sentiamo le sue parole. Il Papa vuole richiamare la nostra attenzione sulle persone verso le quali dobbiamo avere una maggiore responsabilità. Anzitutto richiama il senso di un'alleanza sociale per superare la denatalità e la speranza di cui abbiamo bisogno per crescere come famiglie, come paese. E poi ci sono tante categorie: i poveri, i giovani che vivono tante solitudini, così come gli anziani, e poi ecco i migranti e i profughi. Il Papa richiama costantemente l'attenzione su queste categorie di persone, alle quali forse noi ci siamo abituati, alle quali forse alcuni cristiani pensano di dover guardare con sufficienza. Invece il Magistero del Papa ci ricorda che non possiamo assolutamente optare per altre scelte che siano quelle della pace e optare per altre scelte che sono quelle di un'accoglienza, certamente nella legalità, ma vera accoglienza dei migranti.
Dal Vaticano torniamo in Sicilia. Adesso sono 10 i cellulari in mano ai magistrati di Caltanissetta che indagano sulla morte di Larimar, la quindicenne trovata impiccata un mese fa a Piazza Armerina. Tra quelle chat scoperte dai genitori, forse le ragioni di una morte finora inspiegabile. Lorena Dolci. Al buio della sua cameretta, 2 giorni prima di essere trovata senza vita, Larimar chattava con un ragazzo. Lo ha fatto per tutta la notte, fino a poco prima di andare a scuola. Quel cellulare adesso è nelle mani del procuratore di Caltanissetta, che proverà a scandagliare tra quei messaggi da adolescenti per trovare le cause di una morte assurda. Con chi parlava Larimar? Quali pensieri o malesseri condivideva? Quel telefono usato da tutta la famiglia Annaloro, insieme a quello suo personale che si era rotto qualche mese prima, si aggiungono agli 8 già sequestrati appartenenti ad amici e compagni della quindicenne, trovata impiccata nel giardino di casa il 5 novembre scorso a Piazza Armerina. Un mese di rabbia e disperazione per i genitori della ragazza, mamma Gioari e papà Roberto, sentiti nuovamente dai magistrati che indagano a carico di ignoti per istigazione al suicidio e per diffusione di immagini illecite e detenzione di materiale pornografico. Il dubbio, già delle prime ore, è che la ragazza sia stata ripresa nell'intimità e che foto, video siano finite a sua insaputa nelle chat di amici e conoscenti. Un elemento a conferma potrebbe essere la lite avvenuta a scuola davanti a diversi testimoni con un'altra ragazzina che l'accusava di aver avuto una relazione con il suo ex. Affari di cuore tra giovanissimi finiti poi in tragedia. Una notizia adesso: aveva il divieto di fare ritorno a Enna per atti persecutori contro la ex fidanzata. Dopo una rappacificazione l'uomo aveva però continuato a perseguitarla con telefonate, messaggi, pedinamenti con la macchina. Ora l'arresto. L'omicidio a Caltanissetta di Ignazio Polizzi. I vicini di casa sono increduli, dubbiosi per l'arresto del fratello Angelo, da tutto descritto come persona buona, incapace di fare del male. Eppure fra i due c'erano continue liti. Rita Cinardi. Sono increduli i vicini di casa di Angelo Polizzi, il 64enne nisseno accusato di aver ucciso il fratello maggiore Ignazio sbattendogli la testa sul pavimento più volte fino a lasciarlo senza vita. Per tutti Angelo era un brav'uomo, incapace di fare del male a qualcuno, era lui che andava a fare gli acquisti e si intratteneva con il vicinato, mentre la vittima Ignazio viene descritta come più riservata e sicuramente meno affabile. Non so niente di altro, so che era un ragazzo, una persona buona, brava, era bravissimo. Gentile con tutti, si prestava sempre ad aiutare tutti, cercava di fare il possibile per tutta la comunità. Tra i due litigi sarebbero stati continui, discussioni anche per motivi futili, secondo quanto accertato dalla squadra mobile di Caltanissetta che conduce le indagini, e tra le questioni al centro delle liti ci sarebbero state anche quelle di natura economica. Intanto Angelo Polizzi, che dopo l'arresto è stato condotto al carcere Malaspina, questa mattina alla presenza del suo avvocato Fabrizio Fiorenza è stato interrogato. Avrebbe continuato a dare versioni confuse e contrastanti e il suo legale è intenzionato a chiedere una perizia psichiatrica perché avrebbe mostrato un atteggiamento di totale distacco dalla realtà. Angelo Polizzi continua a sostenere di non aver compiuto quell'omicidio e che il fratello sarebbe caduto da solo procurandosi la ferita alla testa. Per lui resta l'accusa di omicidio aggravato dal vincolo familiare. Pesa sul 64enne anche la presenza in casa di un secchio, una spugna intrisi di sangue che secondo gli investigatori avrebbe utilizzato per nascondere l'omicidio. Ignazio Polizzi aveva una vasta ferita alla testa e il sangue sparso dappertutto, così come i risultati dell'autopsia non lascerebbero spazio ai dubbi. I traumi sul corpo sono frutto di una violenta aggressione. Sarà venduta all'asta la casa di Peppino Impastato a Cinisi a causa di un vecchio debito del fratello Giovanni. Però la regione si dice pronta ad acquistare questo luogo, dai 100 passi in poi, simbolo della memoria antimafia. Lorena Dolci. Oh, Moni, lo sai com'è papà? No, com'è papà? Un po' antico, ma non è cattivo. Finirà all'asta a marzo prossimo la casa di Corso Umberto I a Cinisi, diventata famosa in tutta Italia dopo il film di Marco Tullio Giordana. Quei 100 passi partono ancora oggi dalla casa memoria Peppino e Felice Impastato, luogo simbolo che racconta la storia dell'attivista antimafia ucciso da Cosa Nostra il 9 maggio del 1978. L'immobile era stato pignorato 3 anni fa perché l'attuale proprietario, il fratello Giovanni, non aveva pagato un debito di 130.000 euro, parte di un debito con l'erario di oltre 1 milione
milioni di euro. Un lungo contenzioso concluso adesso con la decisione del Tribunale di Palermo, che ha dato incarico ad un curatore fallimentare di occuparsi della vendita dell'immobile. Per salvare il bene ritenuto di valenza storica e culturale si è fatta avanti la Regione siciliana, pronta a esercitare il diritto di prelazione. A lottare affinché la casa resti un bene comune nella disponibilità della collettività c'è poi l'associazione che gestisce la Casa Memoria, che sul contenzioso precisa che si tratta di una questione privata che non interferirà con le loro attività. Va avanti il nostro impegno per trasmettere la memoria di Peppino Impastato, fanno sapere, che non può essere oscurato soprattutto nel 20° anniversario della scomparsa di Felicia, madre e donna che ha vissuto per dare giustizia al figlio brutalmente ucciso dalla mafia. La pioggia concede un po' di respiro alla crisi idrica siciliana, ma la situazione resta critica. La conferma arriva dal sorvolo, questa mattina in elicottero, degli invasi e delle dighe da parte del presidente Schifani. E nel pomeriggio a Enna nuova manifestazione del comitato Senz'acqua. Manlio Viola. Continua a salire il livello della diga Ancipa, quella che crea maggiori timori nell'ambito della siccità severa che sta patendo la Sicilia. Le piogge degli ultimi giorni hanno avuto un impatto positivo, il livello dell'invaso si è innalzato inizialmente di 1 metro, poi di quasi 6 metri con le successive piogge. Adesso l'acqua raccolta nella diga ha raggiunto 1,7 milioni di metri cubi. Il nuovo livello idrico, che dà un po' di respiro alla Sicilia centrale, è stato rilevato durante un sopralluogo questa mattina da parte del presidente della regione siciliana Renato Schifani, accompagnato dal dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile Salvo Cocina. Insieme i due hanno sorvolato in elicottero le zone dove si trovano diversi bacini dell'isola per valutarne di persona lo stato delle riserve. Tra gli invasi monitorati, oltre alla diga Ancipa, anche la diga Gammauta, il lago di Piana degli Albanesi, le dighe Castello, Prizzi, Leone, Rosamarina, Poma e Scanzano. La situazione resta comunque complessa in alcune province più che in altre. Oggi pomeriggio alle 15:30 a Enna si terrà una manifestazione con un corteo che attraverserà la città proprio per protestare contro il razionamento idrico e le scelte operate dalla cabina di regia considerate inique. Scacco matto al caro voli del presidente della regione Schifani, che rilancia il provvedimento già varato l'anno scorso, estendendo ai non residenti in Sicilia lo sconto del 50% per i voli dai nostri aeroporti verso tutti gli scali italiani. Ma le tariffe intanto continuano a crescere. Desiree Ferlito. Aumenta dal 25 al 50% lo sconto sui biglietti aerei per tutti i siciliani che viaggiano dai nostri aeroporti verso gli scali di tutta Italia nel periodo natalizio. È lo scacco matto del presidente della regione Schifani contro il caro voli, con tariffe che continuano a crescere sempre più con l'avvicinarsi delle feste. La piattaforma è già attiva sul sito della regione siciliana. Ecco come richiedere lo sconto. Basta accedere al sito, cliccare sul link in evidenza, entrare sulla piattaforma con la propria SPID o CE, inserire i dati anagrafici, quelli del volo, costo, tratta e numero, codice IBAN dove accreditare il rimborso. Inoltre vanno allegati biglietto e carta d'imbarco. Sui siti delle compagnie aeree che hanno sottoscritto la convenzione con la regione, come ITA, è possibile richiedere lo sconto al momento dell'acquisto, mentre per le altre compagnie si può richiedere rimborso dopo il viaggio, entro 30 giorni dalla data di partenza. La novità principale riguarda l'estensione del beneficio anche a chi è nato in Sicilia, Marisi ed altrove. La riduzione si applica a prescindere dal prezzo. È stata infatti eliminata la soglia massima di sconto per ogni tratta. Si tratta dell'ampliamento di un provvedimento già varato lo scorso anno e che in 12 mesi ha riguardato tanti siciliani. Sono oltre 1 milione i biglietti che hanno usufruito dello sconto del 25% o di analogo rimborso, con picchi del 50% solo in alcune categorie. Ora il 50% è per tutti e senza limiti. Catania, al Palazzo del Governo, il tradizionale scambio di auguri fra il prefetto e gli studenti baby sindaci della provincia. Un modo per avvicinare i giovani alle istituzioni del territorio e per trasmettere loro i valori della convivenza e della legalità. Eva Spampinato. Una tradizione
tradizione che si rinnova ogni anno e che riempie di gioia, sorrisi e calore il salone delle feste del Palazzo della Prefettura di Catania. Tra canti, addobbi e il presepe artigianale, quest'anno realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Statale Lazzaro di Catania. È una tradizione di questa prefettura che l'albero di Natale viene addobbato dai baby sindaci e dai ragazzi delle scuole. È un modo per avvicinare le istituzioni ai ragazzi e i ragazzi alle istituzioni, ma soprattutto questi ragazzi che vestono la fascia tricolore sono esempio di un impegno già da piccolini. E loro, delegazioni degli istituti scolastici di Catania, Calatabbiano, Camporotondo, Mascalucia, Motta Sant'Anastasia, Pedimonte Etneo, San Pietro Calarenza, sembrano già sulla buona strada. A 13 anni, cosa ti aspetti dalle istituzioni? Maggiormente magari i diritti per le donne soprattutto, che al giorno d'oggi sono comunque ancora minori rispetto a quelli degli uomini. Il Natale di quest'anno sarà molto particolare perché proprio la sera della vigilia, il 24 dicembre, il Papa aprirà l'anno del Giubileo, un anno di grazia che Monsignor Barbaro Scionti invita a vivere con fede e speranza, ma anche con un altro elemento importantissimo da trasmettere ai giovani. La libertà è un'esperienza fondamentale per la nostra vita umana e naturalmente spesso viene intesa come fare ciò che si vuole e quando si vuole. In realtà la libertà è quella soprattutto interiore che ci permette di presentarci al mondo e agli altri per quello che siamo, per quello che crediamo. Catania è in lutto per la scomparsa di Enzo Trantino, esponente della destra rispettato a sinistra. Politica e avvocatura si stringono in queste ore nella Camera Ardente di via 20 settembre attorno a una figura che ha dedicato la vita al servizio della collettività. Domattina alle 10 i funerali in cattedrale. Tonino De Mana. Dalla politica all'avvocatura, Catania è a lutto per la scomparsa del principe Enzo Trantino, figura di spicco che ha dedicato la sua vita alla professione legale e al servizio della collettività, distinguendosi per serietà e dedizione. Un uomo di destra rispettato anche a sinistra. Nella Camera Ardente allestita nello studio legale che s'affaccia su via 20 settembre, angolo Piazza Trento, è un via vai di avvocati, di politici, di amministratori e di tanta gente comune. Tutti a salutare Enzo e ad abbracciare idealmente i più stretti familiari, con Enrico, Tiziana, Maria Novella e Fabio in prima fila, instancabili, con occhi lucidi, strette di mano e parole di conforto che cercano di lenire un dolore profondo. È toccante la lettera del figlio Enrico, primo cittadino di Catania ed ultimo a staccarsi dall'amato padre. Trantino si affida ai social per raccontare in poche righe piene di gratitudine e amore il rapporto speciale che aveva con il papà. Sei stato una quercia, considero un privilegio aver mantenuto lo status di figlio per 61 anni, ma non mi considero così forte da lasciarti andare come se fosse tutto normale. Sei stato così protagonista del mio presente da avvertire smarrimento nel parlarti voltandomi indietro verso il passato. Con Nuna abbiamo imparato che la famiglia è riparo dalle intemperie e che il sacrificio costituisce il costo minimo per realizzare quel che desideri. E mentre vedo i tuoi nipoti vegliare su di te, capisco che ci saranno immensi vuoti da colmare, ma ti garantiamo che sapremo unire i lembi lacerati per ricominciare come avresti desiderato. Tu adesso riposati, conclude Enrico, qui ci pensiamo noi. I funerali di Enzo Trantino si terranno domani alle 10 in cattedrale. A Messina la mostra fotografica Mal d'Africa racconta le difficoltà e le speranze nei volti dei bambini figli di migranti. L'iniziativa all'ospedale Piemonte fino al 6 gennaio. Francesco Triolo. Le difficoltà per affrontare la quotidianità, la lotta per la vita, gli occhi e il sorriso dei bambini nati nella parte più sfortunata del mondo, ma anche le conquiste, l'aiuto, la grande solidarietà. C'è tutta la sofferenza, ma anche tutta la forza della vita e della speranza nelle immagini di Mal d'Africa, la mostra curata da Francesco Menti, ospitata all'ospedale Piemonte dell'IRCS, Centro Neurolesi Bonino Puleio di Messina. Tina Smeraldi e Fabio Bauto, autori delle foto, sono volontari del Centro Cristiano Efraim che dal 2012 promuove iniziative solidarie missioni di volontariato per l'assistenza sociale e sociosanitaria in Kenya. Siamo molto lieti di ospitare durante il periodo natalizio la mostra fotografica Mal d'Africa. Il messaggio che vogliono lanciare, le immagini potenti, forti di questi bambini fotografati da questi volontari è la comunione nella diversità. E noi li ringraziamo molto per aver condiviso con gli operatori sanitari, con i pazienti, con i visitatori dell'IRCS questa loro visione.
Le immagini sono state realizzate a caso e dove il progetto Missione Kenya, che va avanti dalla sua nascita anche grazie all'importante contributo fornito dalla generosità dei messiesi, ha fornito aiuti concreti alla popolazione con tanti progetti portati avanti, tra i quali la realizzazione di un pozzo, di una clinica e di un orfanotrofio che attualmente accoglie 140 bambini. È il momento della nostra pausa, fra poco il calcio, domani il Palermo in trasferta incontra la Carrarese e il Catania si prepara alla trasferta di Taranto. State con noi, vi aspettiamo. Riprendiamo con il calcio, vigilia di match per il Palermo che domani farà visita alla Carrarese. Dionisi chiede il bis dopo la vittoria di domenica scorsa sullo Spezia. Marco Gullà. Il Palermo ha un difetto di fabbrica, quello di essere discontinuo, un problema atavico perché anche nelle 2 passate stagioni di Serie B i rosanero non hanno mai conseguito un filotto di vittorie. Dopo il successo di domenica scorsa contro lo Spezia, il Palermo si prepara al match di domani a Carrara contro la Carrarese. Un secondo successo potrebbe permettere alla formazione di Dionisi di fare quello che in questa stagione non ha ancora fatto, vincere 2 gare di fila. Il risultato non è dato da sapere, noi possiamo cercare solo di dar continuità alle prestazioni facendo il massimo e se faremo il massimo sicuramente avremo molte più possibilità di ottenere il risultato che vogliamo, però anche solo continuare a parlarne non mi riferisco alla tua domanda, ma io che lo dico capisco che posso diventare fastidioso o comunque ripetitivo se poi non lo dimostriamo, quindi mi sento di dire è arrivato il momento di dimostrarlo. Il match di domani contro la Carrarese, formazione insidiosa, soprattutto in casa, rappresenta un nuovo bivio per la compagine siciliana. Dionisi pensa agli stessi 11 che hanno battuto lo Spezia, in avanti ancora Henry con Insigne e Di Francesco. Ranocchia ormai gioca da playmaker con Segre e Verre. Gomez va verso una nuova panchina nonostante l'ottimo spezzone di gara di domenica scorsa. Il Catania si prepara ad affrontare la trasferta di Taranto, prevendita bloccata in attesa della concessione dell'autorizzazione. Potrebbe aprire solo la tribuna centrale. Toscano intanto sta studiando la soluzione per sostituire lo squalificato Anastasio. Francesco Triolo. L'assenza dei tifosi del Catania è già messa in conto, ma domenica allo Iacovone potrebbero mancare anche i sostenitori di casa. Ad annunciarlo è stato lo stesso Taranto attraverso un comunicato ufficiale con il quale ha sottolineato che è una decisione della Commissione di Vigilanza Provinciale finché la società non avrà ottenuto l'autorizzazione da parte della Commissione di Vigilanza Comunale. L'esame dell'autorizzazione potrebbe avvenire nella giornata di oggi, ma intanto è stata sospesa la vendita dei tagliandi. L'ultima ipotesi ancora da ufficializzare è quella che potrebbe essere aperta solo la tribuna A centrale, con la possibilità di mettere in vendita appena 3.000 biglietti. Per quel che riguarda il divieto di trasferta per i tifosi rossazzurri invece è il terzo stop di fila dopo Crotone ed Avellino. Aspetti esterni al campo che interessano poco però Mimmo Toscano e la squadra, il tecnico, sta verificando le condizioni di Lunetta che ormai dovrebbe essere sulla strada del completo recupero. Il nodo principale per il tecnico rossazzurro è quello della sostituzione dello squalificato Anastasio. Toscano potrebbe sostituirlo con Ierardi o con Quaini, mentre a centrocampo torna Guglielmotti con la possibilità di vedere Raima a sinistra. In attacco l'allenatore teneva più certezze, quelle legate all'impiego di uno stopper in ottima forma che giocherebbe alle spalle di Inglese e D'Andrea. A Taranto il Catania si troverà di fronte a una squadra aggravata dalla penalizzazione di 10 punti che pesa, con l'ultimo posto in classifica ormai consolidato, ma soprattutto una formazione che arriva da 3 sconfitte consecutive. Guai però a sottovalutare la voglia di riscatto. E intanto noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è per le 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.